3 milioni di euro del governo Musumeci sono stati destinati ai comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. È stato predisposto dalla Regione il decreto interassessoriale tra i vari assessori all'economia e alle autonomie locali, firmato dagli assessori Gaetano Armao e l'agrigentino Marco Zambuto, che assegna un contributo agli enti locali che nel corso del 2020 hanno superato il 65% della raccolta differenziata. A beneficiarne, in attuazione di una norma regionale, sono stati 167 comuni siciliani, il cui elenco, preparato dai dipartimenti delle autonomie locali e dell'acqua e del rifiuto, è stato validato dall'ARPA Sicilia. Cresce di anno in anno, evidenzia il presidente Musumeci, il numero dei comuni ricicloni in Sicilia, frutto delle azioni messe in campo fin dall'inizio della legislatura dal governo della regione, grazie alla collaborazione di sindaci e cittadini. Nel 2019, continua Musumeci, erano 134, nel 2018 79 e l'anno precedente ancora appena 31, quindi un aumento che conferma una sempre maggiore sensibilità ambientale da parte dei comuni siciliani, oltre all'impegno quotidiano delle amministrazioni locali. 25, dicevamo, in provincia di Agrigento i comuni, tra questi Agrigento, Calamonaci, Cammarata, Ioppolo Giancazio, Luccasicola, San Buca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca e Villafranca Sicola.